situazioni, diciamo, dove c'è almeno un caso sono 90. Sono 90 diciamo, contesti scolastici, classi, dove c'è almeno un caso. Abbiamo avuto tamponi, bambini positivi sono 85, che rappresentano lo 0,02% della popolazione scolastica. Una percentuale infinitesimale su una popolazione scolastica di 707.824 studenti di tutte le età. Stessa situazione per gli operatori scolastici, 120 quelli positivi su oltre 95.000 addetti, ma soprattutto ad emergere è un dato importante. Nella ricostruzione del contact tracing ne viene fuori che sono tutti praticamente, la quasi totalità, virus non scolastico ma portato da contesto familiare o da contesto sociale. Noi nel contact tracing scolastico, eccolo il dato, abbiamo tutti negativi. Numeri, dati ed una situazione epidemica scolastica non allarmante che hanno portato il governatore Zaia a chiedere all'Istituto Superiore di Sanità modalità diverse di effettuare i test. La possibilità di utilizzare il tampone rapido nello screening scolastico. Primo punto. 2. Il tampone rapido lo si fa a tutta la classe del positivo, del bimbo positivo, e si resta in classe. Se sono negativi si resta in classe. Oggi invece li mandano a casa, li mandano in isolamento fiduciario 2 settimane, 14 giorni. Che torni in pancia ai professionisti, quali sono i medici pediatri, i medici e i pediatri di libera scelta, la facoltà di decidere se mandare al tampone un paziente o no. Test che potrebbero essere effettuati direttamente a scuola e seguiti da un secondo tampone dopo 7 giorni, consentendo così alla didattica di continuare il suo corso. Fondamentale ancora una volta per il governatore Zaia il richiamo all'uso della mascherina. La mascherina è l'elemento che è direttamente proporzionale alla tutela della nostra salute. Lo è per noi e per gli altri.